Eccoci tornati dalla pubblicità. In attesa che Carlo e Giorgio si preparino per una nostra intervista, guardiamo un paio dei loro sketch più divertenti. Voglio la pensione. Mi dà un documento? Non lo do. Mi dà il numero? Non lo do. Ma come pensava di prenderla sta pensione? Come mai no? Guardi che qui serve un documento. Come? Guarda che adesso fa finta di essere sordo, vedi? Ah, non ti vedi cascare. Cosa ti ha bisogno di sapere anche che taglia di mutande che ho? Ma dopo tutti sti anni non mi conosce, domani che tocco era, ogni volta con che se io mi fa sempre sta storia. Non mi compili questa stampata? Cosa sei? Non ho mai fatta mica roba. È sempre la solita, è la richiesta di quanti soldi vuole. E non ti può compiarmi a te, dai, tocco era, mi accompia sempre. Ma si è appena detto che non l'ha mai fatta. Oh, non ti sfugge niente a te. Guarda che ti sei pesante, siamo. Nemmeno Monti non poteva essere robe come che c'era prima. Che manie per sti 4 schei che ci abbiamo. E colleghiamoci con il teatro corso di mestre con Carlo e Giorgio. Ragazzi, raccontatemi, com'è questo vostro spettacolo visti da vicino? Pronto Nicola? Nicola, adesso ti facciamo quel discorso sullo spettacolo di cui parlavamo prima. Ora, ma diglielo. tutto? Ma devo dirlo? Ma ti cominci. No, ma non mi sento. Ma ti Dillo subito. In che senso? Visti da vicino. Per Visti da vicino, per esempio. Ma non te sei noioso. No, Dai, vai, però, giù, sintesi. Però, non volevo dire tutto. No, prima ti hai detto, No. ti ho domandato, ti sei stati? No, perché io ho detto prima che a volta c'era sta così, dopo quando che io telefona che ha parlato di che roba Comunque sui lavori, ecco, è uno spettacolo sui lavori. Chi ti ha mai lavorati? Sì, però mi si lavorava, insomma, io senti che non ti ha mai lavorato in vita tua. Ecco, e quindi che altro dire, Nicola? Io credo che siamo stati abbastanza esaustivi. Madonna, ma veramente, ma veramente, si parla di lavoro, siamo andati a vedere la gente che lavora sul serio, non come noi, ecco. Visti da vicino sono appunto tutti i lavoratori, impiegati, liberi professionisti, operai, artigiani, commesse. No, parlo perché sono un po' anche sbalordito da questa conoscenza della materia. Della materia, esatto. Grigia, materia grigia. Che tra poco proprio scenderà qua quando che spacca in testa. Ma per voi è una tradizione recitare a San Silvestro? Sì, quando ci chiamano, sì. Quando ci chiamano è una tradizione. Se non ci chiamano stiamo a casa e facciamo altro. E sai, come sai, le tradizioni sono fatte per essere continuate, ma anche per essere poi interrotte. Per ora, facendo le corna, non sono a sua interrotte. Ragazzi, sono curioso. Se non recitaste a Capodanno, cosa fareste voi? Come lo passereste? Molto meglio, direi. Ma c'è un modo migliore di passare l'ultimo dell'anno. Onestamente è una manna dal cielo lavorare, ma non tanto perché uno lavora e si guadagna la pagnotta, bread, Pitt, marito, ma perché elimina a monte proprio il pensiero di amore, cosa facciamo l'ultimo dell'anno. Guarda, io lavoro, mi dispiace, se vuoi vieni a vedere lo spettacolo, ma purtroppo lavoro. Donc uno lavora, ecco, si diverte, fa divertire, dopo è anche a calecciappa, insomma. Per cui abbiamo risolto il problema dell'ultimo. E grazie mille a Carlo e Giorgio, ci collegheremo con voi nuovamente durante il programma. E ora, mi sta venendo fuori un dubbio. Giulia, io ti conosco da tanto tempo, ma non ti ho mai sentita cantare. Lo sai fare tu? Beh, certo. Davvero? Naturale. Pensa alla mia insegnante alle medie, mi diceva che io ero il suo timpano. Il suo timpano? Perché? Certo, vuoi sentire? Dai, sentiamo. Ti prego, non farlo mai più. Adesso che ho capito, non è che ti chiamasse il suo timpano, ma diceva, il mio timpano. Bah, lasciamo stare. E ora colleghiamoci con chi sa davvero cantare. Una scuola di canto di Mogliano, la Sonics Box, guidata dalla loro insegnante Claudia Scapolo. Signori e signori, il Work in Progress. We
Eccoci qui, ci troviamo a 2 minuti dai botti di Capodanno con Salvatore e Monica. Caffè sconcerto. Caffè sconcerto. Il countdown. Il countdown ce l'abbiamo sul monitor, Sì, benissimo. no, vedo. Manca con precisione 1 minuto e 47. Ancora? Mi guardi di sì. 42, 41. Un'ultima domanda. Volevo fare una Mi domanda. raccomando per i tappi non negli occhi, che è la più alta percentuale di danni all'occhio. 21 dicembre metti addosso alla suocera, addosso al nemico peggiore che avete. Approfittatene. Alla moglie in particolar modo, via che la distendete. No. Aspetta, vuole fare una domanda. Sempre forte, siete fortissimi. Dici. Niente, volevo chiedervi, avete dei nuovi propositi per l'anno nuovo? No, Insomma, manca 1 minuto e 20. No, dai, il 2015 più buoni, Siamo i cassi integrati dello più spettacolo. lavoro, Più più divertimento, più amore, più risate. più sesso! Ecco, era normale perché lui ha un pensiero fisso, No, Guarda, come tutti gli uomini, no, dai. parlavo qui per i noti. Più sesso è, fammi finire, no? Faccava via acqua da dentro, topa, moto. Non parliamo di acqua che La nel moto 2014 topa, ne abbiamo avute anche troppe. meno dai. acqua per moto topa e si va sempre a finire là, la moto topa, uno la Meno acqua per con tutti allora. Dici, Meno acqua per tutti, si dice la facciamo che meno acqua per tutti. Quanto manca? 30 secondi, Mike. 30 Politici secondi. meno corrotti, politici meno corrotti, caffeina se la è netta, spara puti! Forza, 20! Ogni tipo di filosofia qua, ogni tipo di filosofia. Persone a cose, Sì, ogni tipo di o filosofia. premi Esposito. via che sei 10! Non fare cognomi! Attenzione, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Che regista, auguri a che regista! Amore che regista, Che da fame che ha perso la vista! Quasi mi dimenticavo, devo ancora fare gli auguri a Carlo e Giorgio. Per favore, regia, collegatemi con il teatro Corso di Mestre. Ragazzi, tanti auguri, buon anno, tanti auguri. Ciao Nicola, auguri! Auguri Nicola! Evviva! Dici, spara! In collegamento dal teatro Corso di Mestre. Ciao Nicola! Ed ecco Carlo e Giorgio. No, Giorgio, Nicola, Giorgio, non Giorgio. E com'è recitare a San Silvestro? È molto più eccitante, immagino. Meglio sia San Silvestro che San Servolo, Nicola. 2 anni fa, Nicola. Esatto. Comunque è andato tutto benissimo. Alla grande! Adesso auguri! Adesso andiamo a cena, dai, abbiamo Sì. poco tempo perché dobbiamo ancora Paga mangiare. lui, ti paghi te, ti Dobbiamo paghi. ancora mangiare, vedi. Ma dove troviamo aperto adesso? Ma non lo so, adesso ma sai che gli artisti hanno ristoranti pronti. Certo. Dai, vai, con l'altra, dai, che poi andiamo a mangiare. E com'è stato questo 2014 per voi? Raccontatemelo un po'. Bellissimo, meraviglioso. Che c'era? Sì, meraviglioso. Fantastico. Fantastico, Passiamo alla seconda domanda. Bellissimo, è stato un anno fantastico. Ho capito. Ma e quali spunti vi ha dato questo 2014? Tanti. Tanti, ma il passato è passato. E quindi noi oggi stiamo leggeri, sì, ma mangiamo e festeggiamo. Esatto, niente è passato perché il passato a quest'ora magari. Ecco, è dimmi. pesato. Ma dai, adesso siate sinceri, ma a chi dareste il carbone della Befana? Il carbone della Befana, ma appena l'1, aspetta che arrivi il 6 almeno, anche tu Nicola, dai.
Va bene che il tempo vola, ma è l'uno, aspetta un attimo, no? Dobbiamo che tira su la macchinetta, non sento. Venezia ha fatto parlare molto di sé in questo 2014, ma voi, Carlo e Giorgio, cosa mi direste? Ma ha già parlato se stessa, per se stessa. Se stessa per se Cosa stessa. possiamo aggiungere noi due poveri uomini? E anche perché cosa vuoi che inventiamo noi di fantasia per superare la realtà? Uno se mette a pensarle non ne crea così. Non ci saremmo mai arrivati noi a fare tutti quegli scandali, a inventare tutti quegli scandali. Per cui Nicola, dai, anche tu a Dai, mezzanotte inventi, ma che domande te ne fa, dai? Dai, Anche il 2015 promette bene, ma voi non vedreste bene come sindaco Lino Tofolo? Ma guarda, no, siccome noi vogliamo tanto bene a Lino, ma perché farghe sto regalo qua che se n'è disgrazia di farlo diventare il sindaco? tra l'altro, scusa, noi dobbiamo fare anche gli auguri a Lino. Esatto, siccome Lino ha appena compiuto 80 anni, Cioè, invece di farghe ieri, l'altro ieri ormai perché è l'1. Auguri Lino! Un abbraccio, non ti voteremo mai come sindaco perché te vogliamo bene. E ora ditemi, come stanno Sergio e Giancarla? Sergio e la Giancarla Sono a casa, hanno litigato. Stavo per dire che erano alle Maldive. No, c'è casa. No, casa una serata proprio miseriosa, triste, Sergio, tristissima. esatto, con mezzo Pandoro già aperto da Natale. Sì, ha fatto baruffa, Siccome- sicuramente ha fatto baruffa. Comunque è da un po' che non li vediamo. È da un po' che non li vediamo, esatto. Aspetta, ma e la Chiara come sta? Poi è a Londra. È a Londra. A Londra. Sì, è a Londra. Adesso Ma quasi mi dimenticavo di nonno Pino. E nonno Pino dov'è? nonno Pino 6 anni a su. Ma è morto. 6 anni a su. È morto nonno Pino. scusate. Ciao, gli anni azzurri che ha fatto festone agli anni azzurri, dai. Nicola, dimmi Nicola. Il 2014 ha visto l'esplosione dei social network. E voi come siete messi con Facebook, Twitter? Siete abbastanza tecnologici? Abbiamo tutto. No, scusa, ufficialmente come Carlo Come Giorgio. Carlo e Giorgio, come Carlo e Giorgio ci trovate dappertutto. Come Carlo e Giorgio ci trovate dappertutto. Anzi, staranno già andando in Facebook. Guarda, i nostri abbiamo- auguri per il 2015. Abbiamo il sito. Ancora con questo. Abbiamo il sito, abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il Twitter. Abbiamo il Twitter, Abbiamo abbiamo il Twitter, tutto, abbiamo tutto, siamo abbiamo avanti, tutto. abbiamo anche Twitter. Sì, non sappiamo usarlo, però abbiamo tutto. Ma se serve, Ok, ma diciamolo, il 2014 è stato anche l'anno dei selfie. Voi ve li fate i selfie? è stato del selfie. Ma non abbiamo fatto una festa, questa è un'intervista questa. Sì, ma d'altronde Giorgio è il 29 dicembre, il 5 del pomeriggio, cosa possiamo inventare? Dai, fai vedere. Stiamo facendo lo spettacolo, il 31. 31. In questo fantastico teatro. Guarda, allarga. Secondo Tini Alto invece presenteremo il 31 notte o il primo presto vestiti così. Per cui, caro Nicola, giù la maschera, è il 29 È dicembre. vero, abbiamo mentito, abbiamo detto le bugie, ma non Ma saremo- d'altronde non saremo gli unici qua in Italia che hanno raccontato una mezza bugia, neanche in insomma, questa dai. città, voglio E dire, neanche in no, questa città, per cui dai, non ci condannerete per aver fatto questa piccola bugia, aver detto questa piccola bugia che in realtà è il 29 dicembre. Stiamo allestendo il Teatro Corso per la serata del 31 e dell'1 gennaio. Benissimo, il compleanno del Lino che adesso rifacciamo bene, sì, domani. È domani, per cui Lino, domani tuo tanti compleanno, auguri! Auguri! E che dire agli amici di Televenezia e tutti quelli che ci guardano, sì. oltre il 31 dicembre siamo al Teatro Corso anche il 1 gennaio alle 16:30. Ma che ora? Alle 16:30. Vabbè, ma venite voi almeno, io non posso, ma che sono me, dai, non ti preoccupare. No ragazzi, no, avete spiattellato tutto. Adesso vi frego io. E gli appuntamenti per gennaio? Allora, Guarda, allora lo spettacolo nuovo parlerà di agricoltura e perché è importante, sostenibile, sì. Perché è importante che noi riusciamo ma anche di edilizia, anche perché lo stiamo costruendo. e anche di Formula 1 2 e 3. e poi voglio anche un gelato, un gioco, una novità del cioccolato.
Esatto, e prometto che sarò più buono. No, tutto questo un po'. Ma poi siccome se noi continuiamo a parlare non ci fai più domande, se noi stiamo zitti ce ne fai una. E adesso per concludere, l'ho fatto un bel augurio alla vostra Venezia. Guarda, posso dire? Posso dire? Mia cara Venezia, patria diletta, tu fosti regina possente sui mari. Sento che c'è una nota giusta. Viva Venezia, viva San Marco, viva le glorie del nostro Re, viva le glorie del nostro Re. È sempre un onore avere Carlo Giorgio qui con noi. Grazie mille ragazzi, siete troppo simpatici. Grazie davvero. A risentirci. Ciao a tutti! Ciao! E passiamo ora a un altro grande personaggio della musica italiana. È il momento di Antonello Venditti, che in concerto ci regalerà Unica. Unica a me? Ma no, ma il titolo della canzone. Ah no, pensavo, scusa. Noi due non si parliamo, noi due non si vediamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che dell'amore abbiamo fatto errore, noi due arterie diverse dello stesso cuore. Tu dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, con chi stai, chi ti prenderà, chi ti stringerà, chi ti griderà, sei unica, mia donna d'amore. E passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre spento, perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo. Dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, con chi stai, e lui ti prenderà, e lui ti stringerà, e lui ti griderà, sei unica. Oh. Dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, con chi stai, chi ti prenderà, chi ti stringerà, chi ti griderà, sei unica. Dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, con chi stai, e lui ti prenderà, e lui ti stringerà, e lui ti griderà, sei unica. Mio danno è l'amore, mio danno è l'amore, mio danno è l'amore, mio danno è l'amore. Oh, mio danno è l'amore.
E ora è giunto il momento di ascoltare le stelle, di cui ce ne parlerà l'astrologo Arturo Zorzan, che ci illustrerà i primi segni di questo nuovo anno. Salve dalle stelle. Abbiamo visto che il primo segno del 2015 è il Gemelli. Questo segno, essendo quello che porta, sarebbe come quello che comincia, si alza al mattino dell'anno, si chiama, no? Quindi diventa il più importante per quando noi facciamo le cose. Tutte le volte che facciamo un qualcosa di nuovo nel 2015, pensiamo bene che lo facciamo nel segno dei Gemelli, il quale naturalmente è la parola, la ragione e la curiosità, perché la curiosità è anche importante. Allora, tutto questo diventa, tenendo presente però, perché il segno dei Gemelli nel 2005 la cosa più importante è a suo favore, che può risolvere tutti i problemi sospesi da avvenimenti o da eredità, perché in questo caso le iniziative che si prende, essendo la conoscenza, il momento in cui la conoscenza ha il potere sulla bugia, può ottenere dei grossi risultati, quindi deve farlo. Il segno del Cancro è il secondo segno, in questo il dovere sembra essere prevalere e comunque perché tante volte questo segno si allontana dal problema, non si avvicina al problema, si allontana dal problema ed è meglio allontanarsi dal problema piuttosto che affrontarlo, perché deve ascoltare prima tutte le versioni del problema. Allora in questo segno è favorito il sapere, quindi lo studio, l'emigrazione come allontanamento dal problema, e perché questo è un anno importante perché il segno può scoprire la vocazione, ma solo se si allontana dal problema. Il segno del Leone invece è creativo, è il terzo segno che quindi come terzo segno si aggrappa per lui, si aggrappa a quello che può essere il rapporto che può avere, qua dentro il rapporto sarebbe con i fratelli o con le persone vicine che rappresentano come fratelli. Qui è importante secondo me lo scambio ad alto livello però. Questo segno qua non deve accontentarsi di poco, deve accontentarsi di più. È come guardare in alto, è come volere fare un ragazzo che va a scuola, non gli interessa più di ottenere, vuol fare il meglio. Infatti lo può ottenere, questo sarebbe nello sport anche un qualcosa che dà l'immagine di un successo migliore del passato. La Vergine, in questo caso qua, rappresenta l'elemento essenziale del passaparola. Tutto il segno della Vergine che possono dare informazioni, ricevere parole e passare parole hanno un compito importante, rappresenterebbe la gazzetta dello sport o la gazzetta della parola. Allora il segno della Vergine non legge il giornale, parla e comunica, racconta si chiama, e nel raccontare porta un grande sollievo a se stesso e anche trasmette la gioia ad altri. È abbastanza vincente. E adesso un'intervista a Renzo Rubino, dal Teatro La Fenice di Venezia. 3:15, c'è una mosca su una lampada LED, gli occhi vogliono andarsene, ma il mio cuore è in movimento e penso che... Nella tua vita tu hai suonato nei posti più diversi? Sì, abbiamo fatto tantissime cose, a parte il Festival di Sanremo che comunque ti dà una popolarità e
pazzesca ed è comunque un programma televisivo, però poi l'arte prende forma e trasuda in posti come questo qui. E se si ha una sensibilità particolare la si avverte immediatamente, quindi stasera mi sono praticamente spogliato e sfogato su questo palcoscenico e spero che poi sia arrivato. È arrivato e poi hai fatto alcune fra le tue canzoni più belle in assoluto. Postino, Per sempre e poi basta, sono veramente dei capolavori. Tra l'altro aleggiano in queste melodie anche arie d'opera. Ma io sono affezionato a un certo modo di scrivere che secondo me è proprio un segno distintivo dell'italianità. Cioè noi siamo, l'opera è nata in Italia, è nata qui, e poi si è perso un po' per strada e oggi la musica che si fa popolare molto spesso è figlia di suggestioni estere. La verità è che secondo me la strada da prendere per crescere sempre di più dal punto di vista artistico è prendere dal passato e attingere dall'opera, dall'armonia italiana, da quello che proprio ci appartiene. E Venezia non ti ispira qualche canzone? Non mi ispira qualche canzone. Io mi sono ritrovato qualche tempo fa, anche quelle sono delle cose che ti dici ma com'è successo? Mi sono ritrovato a casa di Gino Strada un pomeriggio perché poi insomma è nata una collaborazione con la Nazionale Cantanti, io non c'entravo niente, però ero a casa di Gino Strada e in quel pomeriggio lì ho vagato da solo perché poi ero da solo, ho detto lasciatemi qua, ho vagato da solo, ho passeggiato e ho iniziato a prendere appunti, a scrivere. Se non succede qua, dove succede? Senti, tra l'altro i tuoi testi sono sempre molto curati, molto ricercati, insomma racconti nello spazio di una canzone, una storia, non è facile. Quasi quasi potresti anche scrivere un libro. Devo dire che è uno dei desideri. Probabilmente un giorno, adesso sono ancora troppo acerbo per poter raccontare, anche per formulare magari in un modo giusto quello che vorrei dire, quindi c'è tempo, però mi piacerebbe davvero tanto, un giorno magari. Senti, lo puoi fare un saluto ai telespettatori di Televenezia? Certo, un saluto agli amici di Televenezia e spero di ritrovarvi presto. E ora torniamo dal nostro astrologo Arturo Zorzan per sapere il futuro dei prossimi segni. Il segno della bilancia evidentemente è un segno doppio, quando si ha i segni doppi si è in due. Allora il segno della bilancia governa tutto quello che può fare sempre con un altro, non vive da sola. Allora deve mettersi d'accordo con un'altra persona, vieni, mi dai una mano e facciamo il meglio del segno della bilancia, lo fa in coppia. Lo scorpione è chiaramente che difende ciò che possiede, no? Lo scorpione è un qualcosa che non attacca lo scorpione. Chi va a rompere le scatole allo scorpione fa solo male, perché lo scorpione sta bene nell'ambiente dove vive e non deve essere disturbato. Quindi il 2015 secondo me ha qualcosa che se qualcosa di rotto lo aggiusta e il recupero, perché qua dentro il recupero nel segno scorpione deve dimenticare ciò che non funziona, ma poi lo deve annullare, perché la parte rotta dello scorpione non va ripresa, è rotta, non si aggiusta. Allora va dimenticata. È comunque un segno abbastanza importante per quanto riguarda i liquidi del corpo, ma anche per chi tratta con i liquidi. È un anno dove possono aggiustare, se si è rotta con qualcosa dove c'è un contenuto di liquidi, il segno scorpione lo aggiusta, riesce a
tappare i buchi. Infatti è una cosa molto importante che potrebbe comunque essere utile a chi lavora in questo campo. Per il Sagittario l'astrologia le dice o ti diverti o taci. È un anno in cui deve considerare questo segno che ha molto bisogno di espressione di conquista, ma di gioia di fare. Come viaggio, vado in Cina, non sono mai andato, ecco, rappresenta un mondo da conquistare oppure il silenzio. Quindi non ha la via di mezzo, deve scegliere tra il silenzio e quindi le abitudini oppure una scoperta importante. Quindi questa si riferisce molto alle attività ambientali. Il segno del Sagittario è legato all'umore ambientale, alla casa. Mi cambio casa, capito? Se non mi va, cambio casa. Oppure momentaneamente vado fuori casa, non so, vado a farmi un giro, ecco. Il Capricorno invece si chiude nel lavoro, lo vedo come lavoro chiuso, è un lavoro perché il Capricorno scava, può scavare nel passato, normalmente fa parte di gruppi di lavoro, non da solo. Sarebbe importante perché il segno del Capricorno va nella casa dell'amore. Allora uno sposato avrà la moglie, una ragazza avrà l'amante, eccetera. Cioè, entrando il Capricorno nella casa dell'amore diventa un lavoro, diventa molto costruttivo, diventa anche, dà al Capricorno il sorriso che le manca. Fatelo perché riacquistate il sorriso. E adesso è il momento di un artista che a me piace particolarmente. Una artista che non ha bisogno di tante presentazioni. È Dolce Nera, che ci farà sentire Sarà un giorno bellissimo. Ecco Dolce Nera. Cosa c'è da dire? Se non puoi ascoltare, se in testa solo la voglia di andare, quando il tuo silenzio così crudele
ora l'ultimo collegamento con Arturo Zorzan per sapere gli ultimi segni restanti. Nell'acquario invece, perché questo è un anno dove c'è Urano che è eccetera, e sarebbe un anno a sorpresa. Allora, l'anno a sorpresa nell'acquario potrebbe essere anche importante, perché potrebbe essere la sorpresa come anche vincere al lotto. Quindi non in fatto la sorpresa qui sarebbe più legata alla scoperta di un mondo nuovo che è nel mondo del lavoro, un'idea, quindi mi sembra molto importante, perché in questo caso qua il coraggio non deve essere lasciato a metà, vale il rischio, niente quindi robe provvisorie, il rischio è meglio che l'attesa. Segno dei pesci sembra incredibile, sarebbe tutti i lavori che sono fatti per la Chiesa qua dentro hanno il sopravvento, perché il segno noi abbiamo Nettuno che è dentro, ne abbiamo visto prima, che Nettuno va assieme a Urano. Sapete cos'è Urano con Nettuno? È la nascita di un'idea nuova. Sarebbe tecnicamente, se viene tradotto in astrologia, la nascita di Cristo un'altra volta. Capito? È come una cosa imprevista, eccezionale, perché abbiamo Giove in medio cielo, capito? Nel grafico generale, con Giove vuol dire una immagine imprevista enorme che appare. Allora un po' fa pensare un pochettino questa roba qua, perché non c'è da scherzare molto su questo tipo di visione. Può essere un sogno, può essere una realtà, può essere in fondo un'idea sballata, eccetera. Però l'astrologia mi indicherebbe questo. Vabbè, perché mi dà l'idea della Chiesa e quindi non lo so. Vabbè, poi abbiamo il lavoro dell'Ariete nel 2015 va a finire nella salute del corpo. Allora, tutte le persone che fanno un'attività relativa, non so, massaggi, ginnastica, eccetera, sono abbastanza, diventa fortuna per loro, ma anche da pensare che nel 2015 per tutti il lavoro sul corpo deve essere molto più attivo, si deve camminare di più, perché abbiamo tutto sulla strada e il segno d'Ariete ci dice che il corpo per tutti, evidentemente non lo so, ci sarà anche qualcosa con Urano e Nettuno è anche brutto, perché è la trasmissione dei virus, la trasmissione dell'odore, che dà un pochettino fastidio. Comunque in questo caso qua, lavoro per il segno dell'Ariete, l'attività sportiva diventa essenziale. Poi Toro garantisce ai lavori alimentari, agricoli, alla ristorazione, secondo me, un più chiarimento, più anche qualità da proporre, cose nuove legate all'alimentazione. Probabilmente qua ci saranno anche invenzioni nuove, non so, che in questo caso qua le invenzioni nuove sono non tecnologiche, sono pratiche. Questo sarebbe nascere prodotti della terra importanti, nuovi prodotti, potrebbero essere anche medicinali, potrebbero anche essere prodotti della terra notevolmente trasportati verso quello che è una utilità sanitaria. Almeno queste sono un pochettino le idee
che viene guardando un pochettino il cielo. E a tutti quanti un 2015 fatto di poesia, di bellezza, di divertimento, anche di dovere e soprattutto anche di salute, ecco. E con l'amore vicino di casa o lontano di casa da utilizzare sempre, perché l'amore tutto sommato per noi è la fonte della vita, è l'unico l'amore che ci dà l'emozione, quindi vi auguro un 2015 di forte emozione amorosa. Ma non si può cominciare l'anno nuovo senza un bel calendario. Noi di Televenezia vi consigliamo il Catlendario 2015, ovvero il calendario delle gattare senza veli. 12 ragazze, tutte volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, hanno posato davanti all'obiettivo del fotografo in compagnia del loro gatto. Si tratta di un'iniziativa a scopo benefico lanciata dalla neonata Associazione Civico 31 di Mogliano Veneto. Il ricavato della vendita di questi catlendari andrà ai gattini della zona. Le foto che ritraggono le belle gattare nude, abbracciate agli animali felini, lo vedete, sono molto tenere e delicate. L'autore degli scatti è Gian Pietro Penso. Inoltre, se volete il calendario, mandate un'email a civico31@penso.us. Mi raccomando, è a fine di bene. Cari amici, purtroppo siamo giunti ai saluti finali. Vorrei ringraziarvi dal primo all'ultimo, ma non mi basterebbe tutto l'anno nuovo per farlo. Quindi mi limito a ringraziare i nostri ospiti, Carlo e Giorgio, cominciare da voi, Salvatore e Monica, ma soprattutto la bellissima Giulia che è stata con me al mio fianco per tutta la serata, ma anche chi ha contribuito a realizzare questo bel programma. Quindi cominciare dal nostro regista Matteo, da Margherita, la nostra collega, e Enrico Borella. Signori, vi saluto e vi auguro un nuovo anno che sia splendido e meraviglioso. Mi raccomando, passatelo al meglio. Tanti auguri ancora e buona serata! Auguri, auguri, auguri e che sia un buon 2015!